I dati relativi alla dinamica imprenditoriale del quarto trimestre 2025 evidenziano un andamento complessivamente positivo per il sistema economico della provincia di Agrigento, confermando segnali di consolidamento del tessuto produttivo locale. Nel periodo di riferimento le iscrizioni delle imprese al registro sono state 2.172 a fronte di 1.592 cancellazioni, determinando un saldo positivo di 580 unità. Tale risultato si traduce in un trend di crescita pari all'1,43%, valore che assume particolare rilievo se letto nel quadro delle persistenti incertezze del contesto economico generale. I dati del quarto trimestre, ha dichiarato il commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento, Giuseppe Termini, restituiscono l'immagine di un sistema imprenditoriale che, pur operando in un contesto complesso, continua a esprimere capacità di iniziativa, adattamento e fiducia nelle potenzialità del territorio. Il saldo positivo rappresenta un indicatore significativo della vitalità economica della nostra provincia. La Camera di Commercio, prosegue il commissario, è impegnata a valorizzare tali segnali attraverso politiche di sostegno, mirate interventi di semplificazione amministrativa e azioni orientate allo sviluppo competitivo delle imprese, con particolare attenzione all'innovazione, alla sostenibilità, alla crescita occupazionale. L'obiettivo, ha concluso il commissario Termine, resta quello di rafforzare le condizioni favorevoli allo sviluppo economico, accompagnando il sistema imprenditoriale locale in un percorso di crescita stabile e duratura in coerenza con le esigenze del territorio e le sfide del contesto nazionale ed europeo.